con Mirko De Gerone a commentare questa partita che il Forte Marmi ha gestito bene nel primo tempo, ribaltando il risultato, poi ha pensato anche a amministrare le forze in vista dell'impegno in Supercoppa di mercoledì sera. Sì, diciamo che abbiamo concluso bene il primo tempo, abbiamo gestito bene secondo me il primo tempo, nel secondo tempo i ragazzi anche visto diciamo così, il vantaggio abbastanza cospicuo hanno gestito abbastanza bene, meno negli ultimi minuti dove ci siamo rilassati un po' troppo e il Novara si è fatto un po' più pericoloso, però come prima partita sono soddisfatto. Un giudizio su questa neopromossa Fiera Azzurra Novara? Beh, è una squadra completamente nuova, imbottita di giovani, ci vuole pazienza, bisogna lasciare lavorare il mister. Secondo me diamogli del tempo e poi vedremo i frutti anche di questo Novara. Per quanto vi riguarda, un organico forse meno ampio rispetto alle passate stagioni, ma comunque con giocatori di altissimo livello. No, io sono felicissimo della mia squadra, sappiamo che non siamo più il Forte dei Marmi degli ultimi anni a livello di organico, però ho dei giocatori veramente importanti, soprattutto nel quintetto iniziale, i primi cambi così, e dopo abbiamo dei ragazzi da crescere, questa è la nostra mission e la porteremo fino in fondo. Grazie. Grazie a voi.